Oggi implementiamo una campagna di formazione e informazione sulla sicurezza stradale grazie ad un contributo da 100.000 euro intercettato da UPI Veneto, che darà ai giovani ulteriori informazioni utilizzando uno strumento di comunicazione che è molto efficace nella generazione Z, quindi il fumetto. Lanceremo dei messaggi con un claim che è il bello di, riprendendo ciò che stiamo facendo come provincia a livello nazionale, è il primo claim, è il bello di un primo appuntamento e averne un secondo. Questo perché dobbiamo far capire ai ragazzi che bisogna comportarsi, cioè guidare mezzi, utilizzare la strada senza aver assunto droghe piuttosto che alcolici, sapendo quali sono i rischi correlati sotto il profilo psicofisico nel momento in cui non si hanno assunto appunto delle sostanze. Questo è un primo passo che si somma ad altre attività che hanno visto la provincia coinvolgere l'anno scorso 5.000 ragazzi con studenti nelle scuole secondarie di secondo grado, un drive camp, potenzieremo il nostro centro di monitoraggio provinciale e quindi assieme a tutta questa rete di soggetti che hanno come interesse la riduzione delle vittime di incidenti stradali, noi pensiamo di riuscire a dare dei risultati che riducano l'incidentalità, che ricordo come dato al 4 di novembre di quest'anno vedeva 34 vittime, in calo sensibile se teniamo conto che l'anno scorso a dicembre il numero totale delle vittime era 66.